Beh, ragazzi, terza partita per questa giocata, per questa giornata si è giocata. Per questa giornata siamo Stati Uniti-Galles, ho scelto il Galles di Garettone Bale. E vediamo, girone B, United States of America vs Galles, kickoff. Vediamo cosa combiniamo. Tu. Guardatele. Sono molte fanciulle. Questo è il bello del calcio, le donne. Vai. Si gioca in un'atmosfera fantastica qui all'Alba In Stadium, pubblico delle grandi occasioni, nessuno è voluto mancare a questo Sì, questa partita qua, ragazzi, c'è l'Italia, c'è il Galles, mamma mia, che bello. Inizia tutto. Che bello. Prima partita che potrebbe già darci Vai. indicazioni importanti sulle ambizioni delle due squadre in questo mondiale. Si parte. Tra Stati Uniti e Galles. Che bello essere qui. Garettone, Garettone. Dopo il pirotecnico 4-3 di Senegal-Olanda. Moore. Moore! Praticamente tutti i giorni dell'anno. E poi questo è un match che mette in palio 3 punti importanti per la classifica. Turner. Davis. James. Allen. Niente. Partita un po' così. Ferreira. Ocio. Possibilità qui per gli States. Azione che sfuma. No, brutto errore questo. Mamma mia. Traversa di McKennie. La blocca il portiere e poi tira un sospiro di sollievo. Il giocatore della Juve prende una traversa atrocissima. Gareth. Gareth, che non è più il Gareth di una volta, ovviamente. Gareth. Sono andati a un passo dal gol del vantaggio. Ha proteso un po' troppo Gareth. E il match resta apertissimo sul risultato di parità. Pulisic, bella squadra degli Stati Uniti. Per Pulisic. Palla buttata via, l'ha letta bene il difensore. Ha un'autostrada davanti a sé. Mamma mia che errore. Ecco la munizione. Ammonito. L'ex Venezia, mano. Si era dimenticato. La calcia in profondità. Fuori. Tutti di testa sulla battuta della bandierina, è mancata la mira. Williams. Vai James. Niente da fare. Davis. Ma che stop, ma il destro. Altro errore, sto giocando bene negli Stati Uniti a centrocampo, mi stanno pressando moltissimo, Bravo Ward. Moore. Entrata decisa. C'è Giorgione Weah. No, cagatissimo cagatissima del portiere gallese. Mamma mia, raga. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Attenzione perché solo. Se vuole fare 1-2 gli States. Capisce tutto e ferma una ripartenza pericolosa. Moore vede Bale, vai Bale. Bale, Gareth che ha fatto veramente... si è suicidato da solo. Ramsey si avventa sul pallone e ferma tutto. Sbilanciatissimi qua gli Stati Uniti. C'è il Galles. Recupero fantastico, sbroglia una situazione difficile. Ancora gli Stati Uniti show per il momento, Tocco per Pulisic. Fuori gioco. Bel gesto tecnico del portiere. Non sarebbe stato comunque valido perché si era alzata la bandierina dell'assistente. Moore. James. Daniel James. Si affida all'Antiki Taka per cercare il gol del pari. Niente da fare. Manovra che viene interrotta.
I numeri sul possesso palla evidenziano una certa difficoltà della squadra di casa a sfruttare il fattore campo. Qua è fallo, non fischiato, incredibile. Approfittiamone di sta beffa. Niente, mamma mia, il Galles è veramente come cazzo fa sta squadra a essere ai mondiali, noi non ce la faccio, ragazzi. Quanto sia prima nazionale non fondamentale di più. E vedere sto scempio è inaccettabile. Per 2 rigori di quel coglione di Jorginho, quanto lo odio, madonna. Un giocatore iper sopravvalutato come Verratti. No! Wow, perché c'è così? Wow! Primi 45 che si chiudono. Sì, 45 minuti un po' così. Christian Pulisic, autore è match winner. Allora. Mamma, è l'unico che mi convince, bene veloce, dai. Vai. Ripresa che ha avuto inizio, squadra caccia dei primi punti nell'esordio mondiale. Molto Con bene. grande personalità ha fermato l'azione d'attacco. Attenzione Gareth. Ah. Serginho Dest. Tutto fermo e fuori gioco, da qui sembrava buona. Williams. Allen. Ennesimo errore di una squadra, scandalo. Mamma mia, il Galles veramente improponibile. Pulisic. Scambiano bene il pallone. Vai Roberts, vediamo se si sveglia il Galles. Johnson. Johnson. Attenzione alla prima occasione per il... Potevano trovare il pari qui. Doveva prendere la porta da lì. Non si possono fallire certe occasioni. La partita da 0-0, ma quell'errore di Ward sta pesando tantissimo. La legge bene e intercetta. Wow! Serginho Dest. Sergino Dest. Rosso-nero. Apprezzabile Davis. questo pallone. Davis. Davis. Attacca la caccia del pari. Attenzione Johnson! Vabbè, ma non puoi ciavarti un gol così, però. Meglio questa occasione da distanza ravvicinata, Pier. Ha chiuso l'azione con una conclusione potente ma non precisa. C'è un cambio. Mamma mia, che cagata. Giovanni Reina. Ha un'autostrada. Attenzione, attenzione, Stati Uniti. Ferreira, gol. Mamma mia, qua si riscatta il portiere. 1 contro 1. Ha reagito prontamente salvando forte risultato. La gioca vicino. Si riprenderà con un Tiene l'1-0 gli Stati Uniti. Ecco Pulisic. Nulla rifatto, si ricomincia con una rimessa dal fondo. Ampadu. Roberts. Recupera palla, intercettato il passaggio. Occhio al movimento degli Stati Uniti. Palla gol per Pulisic. Ancora parata del portiere. Solo quella cagata ha fatto. Poteva essere il gol del doppio vantaggio. Gara che rimane in qualche modo aperta. Errore questo che potrebbe rivelarsi determinante. Dai, ma il Galles è lento. Proprio tutte le AO. Anche a livello psicologico. Bale. Bale lancia Johnson. Roberts. Preferiscono non buttar via il pallone, affidarsi al Madonna Bale, vai Bale. No. del pari. Pulisic. Il dato sul possesso Buono. Vai Bale. Bale per Johnson. 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 Vado in mezzo. James. James al 78esimo pulisce. Grandissimo gol. Uno a uno. Previsione mia 1-1 sinceramente di questa partita, con leggermente favorito Stati Uniti, forse ecco 1-1, 2-1 States.
Johnson, attenzione però il Galles si è gasato, il Galles è gasato, il Galles è gasato, il Galles è gasato. Attenzione perché questa può Non ci essere voglio l'occasione per fare credere. il vantaggio. Sbagliano qui gli States. 8, Alza sulla linea difensiva. 5 minuti, Reina. Occhio da lì. Ci ha messo Ancora la Galles palla che si difende bene. avversaria. Ha avuto sicuramente più occasioni gli States. Ramsey, Mancano 3 minuti alla fine Bale. della partita. Occhio al contropiede qui. Bale, Si brutto tirano fuori passaggio una di situazione Bale. complicata qui. C'è spazio, Attenzione. Conclusione che tinta Fuori di per poco. Fernandez. Partita ristretta a finire qua. Ancora. Finisce qua ragazzi, 1-1 tra Stati Uniti e Galles. Raga, saluto il commendone veneziano. Adesso chiaramente ho fatto questa prova, questa prima giornata con l'Ecuador. Adesso con queste 3 partite vediamo come va, se può interessare, se no andiamo solo di mondiali impossibili. Comunque quelli ci saranno comunque. Raga, un saluto dal commendone veneziano. Ciao!